politico, perché qui abbiamo un PDL che ha deciso di annientarsi, di auto-annientarsi con un atteggiamento servilista nei confronti della Lega, sia viceversa una Lega che fa la politica dei due forni. A Roma dice una cosa e qui ne dice un'altra, è populista con il popolo e realista con il re. Ma la contraddizione la stanno portando anche qua. Le ultime giornate sono state contrassegnate da dichiarazioni di Zaia in un senso e da quelle del Presidente della provincia Muraro in un altro, segno che tentano ancora una volta di governare questo territorio pensando che iniettando il seme della paura di poter portare a casa ancora un po' di voto. E io l'altro giorno ricordavo un proverbio che non è di questo territorio ma significativo, che dice: chi pecora si fa, il lupo se lo mangia, che è una bella risposta a un atteggiamento che stanno cercando di seguire questo territorio, perché poi lo dirà bene che proviamo noi, non eravamo così, e non vogliamo essere ricordati per privilegiarli chiusi, paurosi, rancorosi verso gli altri e verso anche un mercato che ha bisogno di proposte. Ma la contraddizione più grande, e poi io ho finito, lascio subito la parola a Coriano, la contraddizione più grande la stiamo vivendo sugli aspetti economici. Questa è una provincia che ha perso migliaia di posti di lavoro in giro di un anno. La disoccupazione è arrivata al 6%, eravamo abituati a una disoccupazione sotto il 3%. Quella giovanile supera il 20% in questo territorio. I giovani per più dell'80% hanno un lavoro precario, cioè non hanno possibilità di futuro. Questa è la politica di governo che per tanti anni hanno ottenuto col loro governo in questo territorio. Allora, se non sono queste se non sono solo le contraddizioni di scenario politico, è bene che i 13 anni dicano basta, perché le contraddizioni le paghiamo noi cittadini e non la classe dirigente di questo partito.